Più di 300 nuotatori sono stati i grandi protagonisti sulla spiaggia del Lido di Venezia della seconda edizione della Venice Open Water Nuada Longa al Blue Moon. La gara è stata organizzata dalla Proloco del Lido Prenestina con la società sportiva Venezia Triathlon e il sostegno di Venezia Spiagge. E si tratta di una competizione su acque libere. Ci sono più distanze e il mio sogno è quello di introdurre tra queste anche la distanza tra un faro e l'altro, una gara che a mio parere dovrebbe diventare storica, dovrebbe diventare una delle classiche, uno dei classici eventi della città di Venezia. Abbiamo ottenuto quest'anno la partecipazione di pressoché 300 nuotatori, puntiamo a numeri molto più alti, se non a raddoppiare quasi il loro numero già l'anno prossimo. Giulia Salin e Giovanni Candeo per il miglio marino, Gianmarco Foglia e Giulia Grasso nella gara di 3,5 km e nella nuotata sprint sulla distanza di 800 metri, Daniele Albani e Sofia Lacchin. Questi i vincitori maschili e femminili della gara, che metteva in palio anche in memoria Lucia Monti, nuotatrice muranese scomparsa prematuramente lo scorso anno. L'anno scorso è stato difficile organizzare la prima edizione perché c'erano tutte le norme di contenimento del Covid, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di essere un po' più liberi e quindi organizzare veramente una manifestazione molto interessante che ha attratto atleti di tutto il Veneto e anche dalle regioni vicine. Appuntamento quindi al 2023. Oltre 50 società partecipanti da tutto il Veneto e da fuori Veneto, abbiamo avuto ospiti da Lombardia, Sardegna e Sicilia quest'anno, quindi ci ampliamo sempre di più e come ogni anno abbiamo partecipazioni di atleti che hanno avuto parte ai campionati europei giovanili di nuoto di fondo come Emma Micheletti, Giulia Salin, Sara Pedrocco.